amici bellini, non si sentiva, ma sono un po' che quando uno si sveglia tardi, ma perché non ci sono notizie. Dobbiamo però vedere la situazione dei nazionali e degli infortunati. Cominciamo. Allora, evitiamo questa cosa che fa ridere, ma non fa ridere a nessuno. Pino lo perfido, o lo perfido, nel senso che io lo prendo e lo perfido, non lo so, ma comunque, benvenuto, iscrivetevi al canale, tutti i nuovissimi che magari erano incuriositi dalla situazione di Politano, dalla situazione di Osimhen, sapevamo di Demme, insomma così, facciamo un riepilogo, lasciamo dei like, quelli di cortesia, perché c'è sta poca a likeare, la pausa comunque mi mette un pochino di tristezza perché le nazionali sì, tutto quello che vuoi, però ci sono dei giocatori del Napoli che giocheranno in nazionale che magari, avendo del tempo a disposizione, voi, non io, si possono guardare e considerare, e quindi io mi sposto, ma che mi sposto a fare? Non mi sposto perché tutte queste cose andranno al centro e andiamo a vedere un pochino. Allora, prima di tutto la situazione degli italiani. Noi sappiamo che, vediamo qua, mettiamolo subito, benissimo, sappiamo che Meret, Di Lorenzo, Zerbin, Politano, Raspadori sono stati inseriti nella lista degli azzurri di Roberto Mancini per gli impegni della nazionale. UEFA Nation League, l'Italia affronta l'Inghilterra allo stadio Meazza il 23 settembre, quindi quando sarà martedì. E poi l'Ungheria. Qual è la stagione più lunga? L'Ungheria, la stagione, no, la nazione più lunga, il 26 settembre. Di questi però dobbiamo già togliere Politano, perché Politano, insomma, lo sapevamo, era prevedibile, si era capito che insomma zoppicava anche dopo la partita negli spogliatoi, esultando con i compagni, insomma la botta sulla caviglia, come ci siamo anche detti alla fine nella live, l'aveva presa, era abbastanza seria e quindi parte, ma se ne ritorna, e quindi speriamo di recuperarlo per quando poi si deve ricominciare, perché la pausa è tutto quello che volete voi, ma poi ci sarà il Torino, se non vado errato, diciamo le cose, perché poi prima ancora, esatto, dell'Ajax ci sarà il Torino il 1° ottobre e non facciamo scherzi, perché adesso tutte le partite diventano importantissime. Ma chi altro possiamo seguire in questa pausa? Ovviamente c'è una bella sfida tra Elmas e Kvaratskhelia, perché come vedete Elmas deve affrontare la Georgia il 23 settembre e quindi ci sarà la sfida dei due giovanotti, se vogliamo chiamarli così, e poi Elmas dovrà affrontare anche la Bulgaria, quindi sempre 23 e 26. Sono rimasti in pochi se andiamo a vedere a Castelvolturno, perché anche Lobotka ovviamente con la sua Slovacchia il 22 settembre, quindi dopodomani, e poi il 25. Ostigard lo vedremo all'Opera il 24 e il 27. Mario Rui è tornato, era un po' di volte che non veniva convocato. Mario Rui torna in nazionale col Portogallo 24 settembre e poi con la Spagna 27 settembre, molto interessante. Rachmani con il Kosovo, Irlanda del Nord il 24 e poi col Cipro il 27, dovrebbero essere cose facili. Zielinski con la Polonia e Kvaratskhelia ovviamente che dovrà affrontare Elmas. Non sono i soli, perché poi questa è UEFA Champions League, ma poi ci sono anche delle amichevoli internazionali dove vedremo all'Opera il Lozano, che adesso praticamente è protagonista di questa polemica, perché lo sappiamo che non possiamo farci mancare niente. Lozano con il Messico, divertiti ragazzo, vai un pochino nel tuo ambiente dove tutti ti vogliono bene, così non ti fare male, non ti infortunare, fai un paio di gol e poi se avviene voi mi taggate, mi fate lo screenshot e mi taggate, o col Perù o con la Colombia, chissà se la Colombia o Spina, che sarà interessante vedere. Kim Min-jae contro la Costa Rica, Navas, chissà se poi, e col Camerun non di Anghissà, perché in questo caso Anghissà è rimasto in quel di Napoli e quindi bene così. Oliveira in nazionale contro l'Iran e contro il Canada di Insigne, no, non di Insigne. Tra l'altro non so se avete visto la scopritura dei valori di Insigne su FIFA 23, che lui fa tutto questo siparietto eccetera eccetera. Non sono molto d'accordo, perché gli hanno messo un voto molto basso per quanto riguarda la difesa e lui stesso dice a me non mi piace difendere. Ma come? Abbiamo sempre detto la fase difensiva che fa Insigne non la fa nessuno, invece hanno messo un voto bassissimo in difesa e un voto molto alto nel dribbling. Stranissimo.
Insigne che non si sorprende, dici sì nel dribbling 90, niente di me, non lo so, un po' strano, chissà come lo vedono nel calcio questi qua. Quindi questa è la situazione. Politano, i nostri infortunati in questo momento da considerarsi sono Politano, Demme che però era in recupero, ci ha detto Spalletti, e Osimhen. Ora su Osimhen noi aspettiamo che ci diranno anche sempre che Osimhen è meglio che non gioca, è meglio che gioca Simeone, eccetera eccetera. Bisogna ancora aspettare, con la speranza di utilizzarlo qualche minuto il 4-3. Queste poi sono frasi, sono cose che pare che lo dice tutto sport, dobbiamo stare a vedere, però con il Torino già possiamo escluderlo, e quindi aspettiamo se eventualmente ci saranno dei minuti contro l'Ajax, oppure addirittura dobbiamo aspettare la Cremonese. Questo è quanto per quanto riguarda insomma i nostri nazionali. Ce ne sono tanti, non sappiamo quanti giocheranno poi nell'Italia, ma probabilmente indovinate chi giocherà, no? L'assistito di Giuffrida penso che non potrà mancare, non Politano, non Mario Rui, ma Di Lorenzo probabilmente, perché Calabria non viene convocato e si rizelano anche tutti. Vabbè, ci interessa poco, noi teniamo gli occhi sulla situazione dei nostri e speriamo che nessuno si faccia male, perché non ce lo possiamo permettere adesso che per un momento chissà qua casuale riusciamo a vedere un po' di bene, riusciamo a fare anche delle sostituzioni interessanti e possiamo gestire il minutaggio e possiamo far esaltare un pochino tutti. Non vi facete male, non c'è niente, c'è poco da fare, queste partite va bene per fare amicizia con altra gente, ma non fatevi male, lo so, non è un discorso molto sportivo, poi ognuno ci tiene tantissimo per la propria nazionale, però questo è. Nel frattempo registriamo, tra le altre cose, una bella multina per i cori di razzismo territoriale, tutte quelle cose solite, oramai siamo abituati, di 15.000 euro al Milan, e io penso di poter dire oramai che non c'è proprio la volontà da parte delle istituzioni di cambiare la cosa. Questi sono soldi che entrano domenica dopo domenica gratis, nel senso non devi fare niente, stai là così in attesa che parte la partita, partono i cori e ti sei fatte 10-15.000 a seconda di come li vuoi stangare. Quindi l'unica speranza è partire dalle società, cioè proprio le proprie società, che cominciano a fare una campagna di sensibilizzazione con i propri tifosi e diciamo vogliamo essere quelli là che tiene scritto respect qua sopra le cose, sì, perché poi tutti quanti lo fanno, ma lo fanno superficialmente. Se cominciamo a stangare i nostri stessi tifosi come società, forse si evita questa cosa qua. Oppure non interessa a nessuno, 15.000 sono una fumata di sigarette per tutti, la Lega è contenta, le società non se ne fregano e i napoletani vengono sempre insultati, non solo nelle partite dove c'è il Napoli, ma in tutti gli stadi d'Italia, Spezia, Cremonese, insultiamo il Napoli, così, ma andiamo in discoteca, insultiamo il Napoli, prendiamo la metropolitana, insultiamo i napoletani, ma va bene, che ci fu? Tanti napoletani stanno là. Questa è la situazione. Tra le altre cose ha parlato anche Raspadori, e andiamo a leggere velocemente, anche perché non è che sono cose pregnanti, però andiamo a vedere, perché ovviamente Raspadori convocato in nazionale, bla 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 bla, ripartire con chi da qua da più tempo è la cosa più giusta, bisogna trovare l'entusiasmo di partire, il lavoro è l'unica strada che si conosce per fare qualcosa di grande, e che non abbiamo detto niente, c'è voglia di fare bene, di mettersi in gioco, sono partite importanti, dobbiamo concentrarci per arrivare nel migliore dei modi, soprattutto dal punto di vista fisico, e non c'è niente di che, è un periodo difficile, c'è da reagire e avere entusiasmo nell'andare oltre, nel bene non dobbiamo fermarci, oltre nel bene non dobbiamo, vabbè, l'ambiente sportivo va avanti velocemente, dobbiamo ritornare con l'entusiasmo e la voglia che avevamo, dopo l'Europeo forse ci siamo un po' spenti, sì, è stata una nostra mancanza, dobbiamo ripartire nel migliore dei modi. Poi almeno ringrazio il mister per le parole, ricoprire più ruoli è una cosa importante, quello che preferisco è rimanere nella zona centrale e l'abbiamo saputo, il risultato più grande di quello di mettersi nelle condizioni di far bene per i compagni, sono sempre generoso ed è vero, lo stiamo vedendo, spero di poter essere d'aiuto, sono sempre molto ambizioso, sto vivendo tutto con equilibrio, penso che la cosa più importante sia questa, non bisogna farsi prendere dalle emozioni. E poi dice pure sul Napoli, non lo so, qua non lo riportano, ma ho letto che sul Napoli era molto contento della sfida di
mettersi in discussione, lo voleva tantissimo questo trasferimento al Napoli, mettersi in difficoltà per crescere, perché ragazzi questo ne è un altro che subito noi stanghiamo con delle opinioni trancianti, ma è un altro che è giovanissimo e quindi deve fare il suo percorso. Non aspettiamoci che in tutte le partite sia decisivo, non aspettiamoci, soprattutto se poi viene schierato prima punta, ancora più difficile, non aspettiamoci che sia subito un giocatore fatto e finito che non sbaglia nessuna partita. Anche i giocatori fatti e finiti sbagliano certe partite e non c'è dubbio. I nostri, e parlo di Raspadori ma parlo di tutti, di Kvara, parlo di Zerbin che è stato praticamente massacrato da una parte dei tifosi, anche della stampa, parlo di tutti i giovani così. Ragazzi, calma, cioè già stanno facendo probabilmente oltre quelle che potevano essere le aspettative senza avere un'amalgama, tutta gente che è arrivata pure tardi dopo il ritiro, quindi molta calma, molta tranquillità, gioia nel vedere le cose belle, se succedono cose brutte un minutino di collera e poi ricominciamo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, non c'è problema di mai niente. Voi lasciatemi like perché queste sono giornate di sosta dove l'algoritmo se ne scende. Fate i bellini. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.